questo muretto in costa, fuori dal campo gara, il largo e poi questo verticale. Il numero 7, l'otto è sempre l'oxerino bianco su questa fontanella. Ecco, per lui qui che ha una grande galoppata. Tu hai visto la cala come ha dovuto tornare indietro, però purtroppo è stata la galla a tornare indietro. Il cavaliere tecnicamente non l'ha aiutata a chiudere di più il corpo per poter saltare bene il verticale di uscita. Adesso vediamo qui che direi che è l'ultima difficoltà nel percorso e l'ha fatta benissimo. Vedi per esempio questa qui è una cala di 8 anni, però secondo me ha fatto bene fare una gara di questo genere perché crea la maturità anche del suo cavallo, che poi dopo la imposterei di dire sì, ti farò fare ancora dei derby o no, questa è una cosa personale del suo cavaliere, però gli, gli dà lo stimolo al suo cavaliere di dire però io paura non ho niente perché ho fatto qui, però secondo me con i cavalli bisogna anche ragionare Cresce umanamente. il binomio, Sì, Arnaldo. un cavallo deve anche sapere che può fare certe cose. Genua, Omar Bonomelli, l'ultimo binomio italiano in questo derby ottavo Memorial, Guido Dominici. Al Bodoro proprio del Guido Dominici parte con il belga Jean-Claude Van Geberghe nel 2000, poi Hector Alvaro l'argentino nel 2001, Arthur Gustav da Silva il brasiliano nel 2002, Roberto Rioldi l'attuale commissario tecnico della nostra nazionale nell'edizione del 2003, Anna Ries Inghilterra nel 2004, poi Luigi Sala nel 2005 e l'anno scorso la vittoria di Michel Ecard, del francese Michel Ecard, rischia di essere di nuovo vittoria al Francese. 99, all'80% francese, vabbè rispettiamo il Rispettiamo gli passaporto per altri forza di concorrenti. matrimonio, no? E poi anche la franco-statunitense Katie Monan Prudhan che resta al primo posto. Tre binomi alla conclusione, Andy Candin, il romeno Andy Candem su Remember Z, poi sarà la volta di Armin Schaffel e la conclusione con Tom Devin, l'irlandese su Percival, ma intanto un binomio alla volta è il tempo di Andy Candin, il romeno su Remember Z. E questo Sta facendo binomio, bene, ha fatto bene in questi giorni alla esatto, Bagnaia. questo proprio mi hai preceduto, in questi giorni ha vinto una gara, si è piazzato direi in quasi tutte le gare che ha fatto e già fa una partenza veramente spaventosa. Viene Non ha dalla affrontato una- Transilvania, la terra di Dracula, Andy Candin. Lui è un cavaliere che lavora però in Germania, Sì, al sì, nord della Germania e parlavamo con lui proprio ieri, no? Ci sì, diceva tutta la sua soddisfazione in questi giorni di La Bagnaia per come sta lavorando bene e facendo bene. sì. Oh, Riottoso hai il visto? cavallo, riottoso, almeno riottoso. L'avvicinamento come è stato un Sì, po' incerto, però alla fine lui ha resistito per farlo passare di là da questo muretto. estemporaneo approccio proprio al muretto in costa. Sempre Roberto Ha lo stesso Gambuti che livello della Chetimona come metà percorso il tempo. propone un ostacolo dopo l'altro, il bello di questo percorso disegnato da Pierfrancesco Bazzocchi e il derby ormai all'epilogo con piglio assolutamente deciso dentro l'acqua. L'errore di Vincenzo Però Chimirri no, assomiglia io molto, direi beh, che, però guarda, tecnicamente ti posso dire che lui veramente ha sbagliato tecnicamente, questo certo, certo. cavaliere, perché lo Vincenzo vedrai che Chimirri è lo, fa- stato sfortunato. lo farà rivedere, anzi due volte ha sbagliato sia l'uscita della gabbia del laghetto e sia la buca ferrarese, che dopo se lo fa vedere ti dirò il perché adesso lui veramente sta andando e il suo cavallo non sta più ragionando, nel senso È libero, sì, sì, sì. bisogna anche trovare un momento di riflessione delle cose. E tu pensa che va al terzo posto, Terzo posto se non erro. per Andy Candin. Remember Z, pensate, nonostante tutto
di nuovo si evidenzia proprio il senso di questa gara. Sì, sì, che è anche l'errore, ma se il cavaliere, Ecco che Roberto Cambuti ti ha ascoltato. ecco, Tanto allora, l'approccio, dicevamo, almeno estemporaneo. che il cavallo, vedi, galoppando da lontano non capiva dove andava, no, io devo andare là, no, no. Però il cavaliere con la sua energia l'ha portato a saltare Ecco, una lì cosa. è entrato il cavaliere, lì è Esatto, entrato il cavaliere. su una- E non so se Roberto Cambuti ci fa vedere anche l'errore all'acqua. Per esempio, se lo fa rivedere noi vediamo che lui lo precede, pensa che deve partire grande, invece il cavallo fa un secondo tempo. Ecco che Ecco, rivediamo proprio. adesso lui entra nell'acqua. Tu vedrai, quando deve uscire, il cavaliere pensa che parte grande, il cavallo invece mette due tempi. Adesso entra, adesso pensa, tu guarda il busto del cavaliere, il cavaliere va avanti per partire. Il cavallo non parte Vedi? ancora E adesso. il cavallo non è partito, Certo. lì è stato un errore tecnico. Come sulla buca ferrarese non fa un tempo dentro, ma fa un dentro e fuori. Tanto è ben Rischia- intervenuto